Allora, io dovrei trattare questo argomento tra Friuli e Veneto, la divisione dei monumenti e la resistenza del massiccio del Consiglio d'Italia. La premessa fondamentale. Una materia amplissima, io vi darò solo alcuni spunti perché per trattare dignitosamente questo argomento ci vorrebbe ben di più del tempo che abbiamo. Dico questo, quella che vedete è una foto che ho messo qui dentro, è il PHS. E la divisione dei regolamenti, per dire l'importanza, tanti di noi non conoscono, è stata la zona che ci è una zona molto importante per la resistenza italiana. La divisione dei regolamenti e per essa il suo comandante, poi vi parlerò, è stata premiata appena dopo la liberazione con un importantissimo riconoscimento per l'azione svolta, per il contributo dato alla guerra, alla liberazione dagli alleati. Questo non è che è successo dappertutto. Allora, questo appunto che è il Consiglio. Questa conta poco, rappresenta il movimento della resistenza che c'è appunto il PNC. Questo è un monumento che è stato inaugurato nel 1970, rappresenta la prima umana e un volo di colonne stilizzato, rappresentante insomma l'aspirazione alla libertà, come si dice. L'opera è di Augusto Müller, famoso scultore a livello nazionale, a sua volta partigiano e ha uno studio molto tondo. Chi capita lo vedo andare a militare in quegli anni. Ecco, io ho fatto una scelta di parlare un po' di questo argomento attraverso alcune figure che sono state importanti nella resistenza in questa. E da buon capo comunista ho messo con l'immagine di un prete. Questo prete si chiamava Don Giuseppe Faia, detto Don Galè, hanno fatto che l'opera teatrale. Lui era il parroco di Montanera, frazione del comune di Sarda. E a Montanera, lui in realtà era un intellettuale cattolico democratico, era stato direttore dell'Azione, che è tuttora, si chiama così, il giornale della diocesi di Vittorio Veneto. Era stato rimosso da quelli e praticamente confinato in Montagna su richiesta dei fascisti di Vittorio Veneto, che andarono dal vescovo perché lui non nascondeva di essere antifascista anche durante il fascismo. E naturalmente lettore qualcosa scriveva sul giornale. Lui quindi fu confinato in quel giorno. Che è tutta una vicenda parlata che dopo seguita anche dopo la mossa di Don Galè. Ma andiamo troppo. Lui, dopo comincia immediatamente a fare opera di consolitismo nei confronti dei giovani di quel paese per invitarli, incitarli a aderire a un movimento di resistenza nei confronti del nazismo. Uno dei suoi
massimi collaboratori. È un ragazzo, lui ex ufficiale dell'esercito italiano, Giovanni Battista, nome di battaglia Pagnini. E lui è stato un personaggio molto importante dal punto di vista mio, perché lui dice, tra l'altro, di aver imparato le tecniche della guerriglia combattendo contro i partigiani di Cristiano dell'ex Jugoslavia. E questo cercò di applicato poi nella zona del Messico. Lui fu molto avveduto, perché a differenza di altri comandanti partigiani, soprattutto della zona dell'Albano e della zona del Piede Solivo, pensando che una guerra gli alleati avrebbero sfondato il fronte della linea gotica di la liberazione e la fine della guerra sarebbe stata già la fine del fatto. Avevano occupato alcuni paesi per non scendere ai anni che avevano occupato Piede di Solivo e altri paesi del Papa. Naturalmente poi sappiamo che la storia andò così e quei paesi praticamente poi alcuni furono proprio rasi al suolo dalla rappresaglia nazi fascista. Lui non fece mai questa scelta di schierare, di venire a far scendere il coro a occupare Montaner, Sardo, Vetrovigliano, Canada, non lo posso. E fu molto avvenuto. Qui abbiamo un altro capitolo. Allora, questo succedeva nella parte prospicente della pianura, diciamo così, del Calsiglio prospicente della pianura. Contemporaneamente, non si sapessero all'inizio, si stava formando un altro piccolo gruppo di partiti, chiamato per Verdiana. Perché lo sito? Allora, noi hanno vivere come lo scorso anno. Dopo non in battaglia Giorgio, qui è fotografato sulla porta del casello della Guardia, Comune di Canada, e lui fu il commissario politico, dopo parleremo, della brigata Cirvelo. Cosa mi per dire? Lui era comunista. Su scelta del Partito Comunista della Federazione di Bologna, tra 80 e 100 persone, a seconda dei momenti, parteciparono alla resistenza in Calsiglio, nell'Alpano, nella zona di competenza della divisione Milano-Arnetti, che andava praticamente dal Cavallo fino a Berlino. Abbiamo circa 80-100 e soprattutto loro, essendo politicizzati già, svolgevano in diverse situazioni il ruolo di commissario politico delle varie unità della resistenza. Ecco, io Giorgio Ricchi ho avuto la fortuna di conoscerlo, la fortuna amministratore del mio comune, che è venuto a inaugurare un monumento qui che si specie Sala della Strada. E insomma io ecco, la questione era capo che non ho conosciuto tanto della resistenza della nostra. Lui era una persona che godeva di una stima e di una fiducia veramente spassionale di assoluto. Qua capiamo. Questo è un commissario politico non di battaglia Figaro di un'altra delle brigate, del gruppo brigate Vittorio Verde, che componevano poi aderirlo alla divisione milionaria. Questi sono tutti i bolognesi. Qui c'è sempre il giovanissimo Giovanni. Allora, un ferroviere economico
che cadde nella guerra civile di Spagna comunista, e quindi non a caso, appunto perché questo gruppo di utilizzo di bolognesi combattevano qua, la divisione prese il nome di Nino Manzoni. Questi sono i primi comandanti della divisione di Manzoni, fotografati del Cassino. Sulla sinistra Filippo Albertelli, lui era un capitano, se non ricordo male, dell'esercito, e fu comandante per un breve tempo. Sulla destra vediamo un altro personaggio molto Americo Chiari. Ugo, lui era il commissario politico della divisione di Nonanne. Lui era un mese, fu poi deputato per il Partito Comunista per 3 anni. Lui poi dice tutta la vicenda, poi bisognerebbe trattare in una sede, non incontro, praticamente dopo venne per certi versi rimosso la verità. Dopo la grande disfatta che successe al movimento partigiano del Cansiglio l'8 settembre del 40, un anno esatto, 8 settembre del 40. Perché ne è tenuto un po' resposto? Nel senso che il Cansiglio erano affluiti oltre 3.000 persone, però non avevano armi. Di questo senso. Una delle prime, dopo, un comandante militare della divisione di Donalmetti, abbiamo quello che poi non sarà della liberazione, Francesco Pesce, nome di battaglia Pino, mese, nato nel 19. Lui era un ex capitano dell'esercito. Lui poi, dopo la fine della guerra, come altri partigiani e comandanti partigiani, nei primi anni del governo di unità nazionale, successivi alla guerra di liberazione, entrò nell'esercito, perché lui era ufficiale. Dopo, come quasi tutti quelli che, diciamo così, erano ben orientati politicamente, furono gradualmente, dopo lui lavorò per il Partito Comunista. Obbligata Vittorio Re. Comandante era appunto Giovanni Battista Vitti. Questa è la situazione. Perché ecco, la resistenza, sia nel numero di partecipanti, sia nel numero di come erano organizzate le formazioni, variò moltissimo nel periodo dell'andamento della guerra. Questa è la situazione al momento degli ultimi mesi della resistenza. Allora, il gruppo Brigate Vittorio Veneto rimase per un periodo autonomo, poi aderì alla divisione di Nonanne, divisione di Gari Bandini, però mantenendo un minimo di propria autonomia. Tanto è vero che Pagnocca divenne vice comandante della divisione di Nonanne. Le brigate, che componevano il gruppo Brigate Vittorio Veneto, erano 4, e lì procediamo pegnato a sinistra con Raimondo Latini, che era comandante della divisione Nord. Lui poi, dopo la liberazione, lui era perso bene di
o tipo Cenino. Nome di battaglia, chirurgo Glupa. Ecco, l'acronimo sta per giustizia, libertà, uguaglianza, coscienza onesta e responsabile. Vedo che il dottor Rizzo ricorda anche modo di frequentare nel dopoguerra, che lui divenne psichiatra. Speriamo che il della resistenza, lui la resistenza l'ha fatta bene. La sua brigata, lo tornerò, alla sua brigata era, che aveva avuto come commissario politico Dotto, Pitti, di Leonino, ho dato un compito importantissimo, quello di gestire il campo di lancio fondamentale, gli alleati ai colli dei Silos, quello di Polcenico, che gli alleati cominciarono, non vi dirò quando, a mandare armi e equipaggiamento. Ecco, se noi vediamo la foto di un partigiano prima e dopo, il primo lancio avvenne il 23, no, il 20, 26 dicembre del 40. Allora, se vediamo una foto prima, vediamo giovanissimi ragazzi in pantaloni corti, maniche corte, eccetera, eccetera, in calzino che fanno dopo, oltre alle armi effettuate, i quindi lanciarono anche alla fine della guerra di liberazione, vediamo che sono equipaggiati con giacche a vento, un equipaggiamento adeguato, insomma. No? Allora, osserviamo poi Roberto Medici, lui era udinese, anche lui era, non mi ricordo come, aveva avuto un ritorno dell'esercito, comandante della Caivon. Lui, poi dopo la liberazione, si trasferì a Roma e ebbe un discreto successo come artista, come designer, come artista. In basso a sinistra, Nino Grau, comandante della Fratelli Bambino. Lui era di Corriere. Dopo guerra, per tanti anni il presidente del CAI di Conegliano, era della sfortuna di dover accompagnare suo figlio che era medico, Giuliano De Marchi, era un valente alpinista, era stato come medico a fare anche volontariato, una persona molto sensibile e molto top. E lui, esperto alpinista, cadde sull'antelagio, no? Ultimo, ma non ultimo, sulla destra abbiamo Giuseppe Giusto, nome di battaglia Vitas, comandante della cacciatore Lea. Lui era originario del mio comune e qui abbiamo nipote, tra l'altro lui aveva anche due fratelli perché erano partigiani, uno. Anche il braccio dalla parte, io ero comandato. Cosa non viene? 9 di questi 4 primi. Sono tutti che ci ricordano l'ordinario. Evidentemente partigiani, nella denominazione. In genere i gruppi partigiani erano dedicati a caduti, proprio caduti, o a esponenti del nostro risorgimento, perché i resistenti si consideravano a tutti gli effetti come gli attori del nuovo risorgimento. Quindi vediamo Pagnotta che venuta. Devo dire una cosa che non ho qui. Allora, Don Galera, Pagnotta e a Montanera stavano raccogliendo armi e adepti
ma non si consideravano ancora pronti per salire in montagna. E lì praticamente alla parrocchia di Montaner si presentarono due dicendo che hanno interessato ad aderire al movimento. Alla breve erano due spie fasciste e arrestarono Don Galera, arrestarono la sorella, dopo vedremo, che non tornò più, e praticamente Don Galera, Don Giuseppe, riuscì ad avvisare Pagnocca di quello che doveva essere sacrestano, e praticamente loro raccolsero delle poche armi che avevano raccolto e salirono in montagna. La resistenza da questa parte del Consiglio è iniziata così. Siamo nella primavera del 40. Allora, sulla sinistra vediamo Libero Petrò, che era il vice comandante del gruppo Brigate di Torretto. Lui poi emigrò in Sud America. Al centro vediamo invece Attilio Tolone, che era il commissario politico del gruppo Brigate di Torretto e fu il primo sindaco dopo la liberazione di Vittorio Veneto. Ecco, lui ebbe la sventura durante la resistenza, uno dei tanti episodi di cui non posso parlare, erano in realtà solo mezzo milione che non si può la zona dei Consigli. Lui intervenne durante il grande rastrellamento che era iniziato fine settembre, fine agosto inizio settembre del 44, e tra i trucidati dopo essere stato seviziato trovò sopravvento per gli altri 5-6, non trovò sopravvento. E c'è il monumento sul mezzo miglio che ricorda questi caduti, che tra l'altro è una bella rappresentazione di quello che era la persona. Nel senso che questi caduti, allora, c'era il fratello appunto di Colò, e loro prima facevano riferimento poi alla partita d'azione, poi diventarono Colò a del Partito Comunista. C'era un cattolico veneziano che aveva come nome di battaglia Prete. Era un gruppo della federazione cattolica. E poi c'era individuato molti anni dopo che sul movimento del partito ignoto. Questo era un sardo che era all'interno dell'esercito, si unì alla resistenza e poi giustamente l'hanno messo sul monumento a mezzo miglio. Anche questo ragazzo, nome viene dato un nome di battaglia, che probabilmente è un soprannome, Dise, in realtà lui era un ragazzo di 14 anni che aiutava il Malgara, quella malga lì, e hanno preso e trucidato, e giustamente hanno messo anche il suo nome sul nome. Oh, scusate. Facevo mettere un po' di whisky adesso. Allora, altra figura molto importante della resistenza in Caserta. William, maggiore dell'esercito di sopra le città britanniche, lanciato dalle zone di Arno dove venne a piedi, insomma, lui fu quello praticamente che garantì che gli alleati potevano mandare delle armi anche alle formazioni garibaldine. Voi sapete che le formazioni garibaldine facevano riferimento, anche se la sapete, è un'altra balla, e questo nei suoi appunti, che Latino scrive bene, perché lì erano tutti comuni. Venivano da 20 anni di dittatura
è stata per alcuni di loro proprio la resistenza al momento di formazione politica. In realtà erano antifascisti, avevano visto la guerra, avevano visto cosa aveva combinato il fascismo, ma alcuni di loro comunisti lo diventavano durante la grande maggioranza, diventavano durante la resistenza. Era sempre lui. E qua siamo vicini, chi conosce la zona, alla Malga Scuola del Roma, quella più alta di Provigiano Dominicana. Lì dietro, adesso ormai è interrata, c'era una lama, dove il Consiglio è un terreno classico e quindi per abbeverare le vacche e anche abbeverarsi i borghesi, perché questo era, c'erano le lame. E lì, insomma, nel grandissimo inverno 44-45, Tillman alla mattina usciva per Piccone, rompeva il ghiaccio e si faceva il bagno nella lama. Allora, Tillman è quasi per lì in un'altra zona del Consiglio. Qui è scritto tra l'altro un bellissimo libro. When Men and Mountains Sleep. Quando gli uomini e le montagne si incontrano. Lui era un valente alpinista, lui era un avventuriero, aveva attraversato in bicicletta l'Africa, aveva raggiunto insieme a uno Sherpa, non era arrivato più vicino, però per alcuni anni dettenne il record dove era arrivato l'uomo sull'Everest. Morì poi addirittura in mare, non si sa bene come, perché era partito con una barca a vela per andare a festeggiare il suo 60° compleanno, che voleva scalare una discesa di qua, se non ricordo male, non si sa come, era da solo, ebbe un incidente, la barca a vela andò, e Tillman così. Allora, allora, teniamo a presente che di formazione era un conservatore. Perché scrive, questi uomini, riferendosi ai partigiani, combattono nel nome di Garibaldi, e noi sappiamo che popolarità aveva in Inghilterra Giuseppe Garibaldi, e ne sono pienamente lui, un assoluto conservatore, scrive questo. Un partigiano poi mi racconta che quando ormai nasce la fine, ormai, uno dei fucili che adeguato che avevano lanciato proprio gli inglesi. Questo partigiano del Salone, ovviamente, aveva inciso una falce e martello. Quando lui le firma, il primo momento ha fatto tutte le furie e dopo capisco. Un altro bello aneddoto riguardo, lui era molto curioso. Lui scrisse un capitoletto delle sue memorie parlando dell'inglese The Birdman, in dialetto lo senatore. Questo partigiano, probabilmente era uno sempre del comune di Sarne, fa sempre lo senatore, nel senso che condivischi le cose, e lui descrive, perché lui si faceva raccontare come lui catturava gli uccelli e lui lo riporta nelle sue memorie. Ecco, una roba fondamentale. Durante il rigorosissimo inverno 94-95, il comando della divisione Nannetti con lui erano tutti a quelle prove. Era una neve molto alta, successi vari episodi. A un certo punto Pesci, colleghi che era subentrato a Tocchiati come commissario politico, cominciano a ragionare sulla possibilità di, c'era stato il programma di Alexander, tra l'altro, che diceva di mobilitare, abbiamo presente il contesto
stavano pensando di andare più a est, appuntandosi in qualche modo, almeno per un periodo, con le truppe partigiane di Tito. Tilma disse: voi volete andare, siete liberi di fare, ma io non e fu determinante, perché poi quella fu la determinante, permise poi alla resistenza, dopo la disfatta del settembre precedente, di riorganizzarsi e più una volta in più. Questa è, siamo già dopo l'operazione, a Belluno. In questa foto vediamo il Tolson, che era un altro ufficiale, che era il vice della missione alleata, Gilberto Dozza, che faceva l'interprete, ricordo di Tolson, fece giornalista dell'unità, e lui era qua non in battaglia, Pallino, era il telegrafista. Questa era una missione determinante, poi abbiamo capito poi tutto un sistema di dove dovevano individuare quando arrivava l'aereo per fare i lanci, dove doveva lanciare, avevano stabilito un codice segreto che riguardava tutta la divisione Nino Nannetti, quindi era valido fino a Belluno, perché dopo facevano lanci pedati. E dopo, a un certo punto, sempre durante l'inverno, il comandante Vito era sceso perché c'erano alcune informazioni di qualche gruppo intendo. Ed era venuto in pianura a vedere com'era la situazione, insomma. E lì venne avvisato perché il comando del distretto armenico, mi pare nel gennaio 1945, rischiò di essere sorpresa da un gruppo di SS sciatori vestiti con tutte le mette bianche, si salvavano per terra. Però nella fuga precipitosa, come si chiamava? Guarandi, credo Guarandi, non il nome, lui aveva in affidamento, Pesci gli aveva affidato il codice segreto che serviva per avere la comunicazione con gli altri, e quello l'ho perso durante questa azione. Milo, avvisato mentre stava rientrando che Guarandi aveva perso le cose, così disse a quello che era vicino a lui: ammazzare. Dopo, questi erano i tempi, non è che dopo vabbè, insomma, ci ha messo un paio di giorni a tornare su, eccetera, eccetera, e Guarandi, insomma, la passò liscia, aveva messo veramente una cosa molto grave, è una roba determinante, non solo in questo, per tutta la zona che riguardava la divisione di Mano. Questo è il battaglione Tirò. Allora c'era la divisione, c'erano le brigate, poi c'erano i battaglioni che potevano le squadre. Questa era la cosa. Questo, lo dice già il nome stesso, faceva parte della direzione Menotti, che era comandata appunto dalla Chi, e era composto tutto da soldati. Era un altissimo dirigente del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, morto in circostanze non proprio chiarissime, e forse, ecco, qualcuno, non faccio il nome, temeva che potesse essere un antagonista per diventare il leader di quel partito di Unione Sovietica. No, quello no. Battaglione di Roma. Qui ci sono alcuni sudditi. Ecco, questa persona è questo. Lui era il commissario politico del battaglione Tirò. Alexander Ritti, nome di battaglia guardo,
Lui poi conobbe una ragazza di Sacile durante la lui poi abitò a Sacile il resto dei suoi giorni, perché ha scritto anche un piccolo libro di memorie e racconta quando dopo tornò 2 volte dopo tornò a visitare i suoi parenti in Unione Sud. Sono diversi combattenti di questo. Ma come erano arrivati questi russi? Erano prigionieri che sono scappati dopo delle cose, erano prigionieri dei tedeschi, degli italiani, che dopo l'8 settembre del 43 avevano tagliato la coda e si erano uniti alla resistenza. Ma non c'erano tutto politici. Questi sono 2 neozelandesi. Questo era un indiano, non sappiamo neanche i nomi precisamente, però la nazionalità assolutamente seconda. Questi erano tutti combattenti della divisione del nord. Non solo a poco, però, ecco, a questo proposito, di chi, ecco, l'instrumento a mezzo mondo. C'è il nome anche di un caduto francese. Lui si chiamava Raymond Lefebvre e assunse come nome di battaglia Fra. Lui era un giovane comunista, perché lui scappò, ma lui era qua di transito, quindi il suo obiettivo era tornare in Francia a combattere con me. E si fermò qua, purtroppo, qui c'è tutta una storia dove c'entra per ecco, segretario dei propri discorsi, furono presi sopra mezzanotte e poi fucilati in maniera barbara e lì chi va in piazza a Mezzomonte c'è il monumento che ricorda questi caduti. È roba molto significativa a Mezzomonte. Ecco, se è aperta, andate a vedere la chiesa. Perché nel circuito della chiesa di Mezzomonte, che fu bruciata 2 volte, è considerata assolutamente come base del libro dei partigiani della produzione di allora, che si era offerto anche di farsi fucilare lui al posto di Coro. Dopo la liberazione fece fare dipingere questo affresco sotto il sentito della chiesa, dove in un angolo si vedono 2 elmi tedeschi e mezzo mondo, una roba molto singolare. Ecco, questa era la sorella di Don Galera. E lei venne arrestata insieme al fratello. Fratello, per modo di intercessione del vescovo, riuscì, insomma, l'avevano dato probabilmente con destinazione da Caos, Serena di Castiglio, quello so io, e morì, lei non ritornò. Ecco, a proposito di Don Galera, questo è un altro episodio che mi è stato raccontato per partigiani, insomma. Quando inaugurarono il monumento alla resistenza, non quello che è a Castiglio, ma quello che c'è a Palazzo, uno dei ricordi. Dopo poi fatto saltare 1 o 2 volte dai fascisti, ricostruito. Quando ci fu l'inaugurazione di quel monumento, mi pare sia nel 47, lì presenziava il ministro del governo di Sicilia, Gasparotto, quello rappresentato nel comune. La messa la celebrò Don Galera, come diverse volte faceva alla domenica, lui saliva in Castiglio e chi voleva partecipava alle messe partigiane, che volevano celebrare da lui. E lì, la testimonianza proprio diretta di alcuni che c'erano, lui a un certo punto durante la sua omelia, o promedia che si vogliono, si rivolse a Colombo, che abbiamo visto il primo. Colombo faceva pianti, non battaglie. E già nel 1947 si respiravano i colori della guerra fredda.
E Don Galera a un certo punto disse: ma via, perché non devi da poco quando che era così? Queste sono aneddoti che ricordo, rappresenta che insomma cos'era stata ecco, qui non c'è stata, ecco, questa foto l'ho messa dalla Giuliana Pinoso che non stavo prima un po' venire. Quindi ci sono alcune donne. La prima foto naturalmente era sostenuto questo la sorella di Don Galera, che lei stessa era collaborava insomma alla cosa del fratello e di cognome, eccetera. Queste sono alcune donne che hanno fatto la resistenza. Alcune proprio avete visto le foto che abbiamo mostrato prima dove c'era Locchiani e il primo contatto. Quella era la famosa Marisca, lei da Savini. E lei era una combattente proprio dalla spesa della pensione proprio popolare, in mano. Altre, soprattutto, avevano comunque ruoli molto importanti e molto rischiosi, quello di sapere. Qua ci sono alcune adesso di lungo, qui no, eccetera. Comunque persone che, donne, hanno fatto una resistenza nelle donne. E qua adesso lo andiamo così. Mi permettete un'altra citazione. Queste due foto. Qui siamo nell'inaugurazione di un sentiero che abbiamo fatto appunto della zona del Consiglio, soprattutto nella zona appunto del Colle di Scios, di Casera Cervera, quella adesso vestita dalla Caixa Cibe, e lì era il territorio di competenza del Ciro Benocchi, da sorvegliare il campo di lancio. E lì, con l'Istituto della Storia della Resistenza e con l'ambito di Sacile, dove un lavoro grosso l'ho fatto, non credo sentite il CAI di Sacile, è stato fatto questo percorso ad Arello, dove si ricordano, ci sono stati apposti, vedete, uno, che si prevede chirurgo e Arelli Monti, pare che sia, qui c'è Giorgio Vitti in mezzo, e che racconta alcuni episodi che sono successi in quel percorso. Ecco, tra l'altro, il prossimo mese devo andare a accompagnare la professoressa dell'istituto del liceo artistico di Colledo, ad accompagnare due classi a fare quel percorso. Insomma, dirò qualcosa, descrivi, come? Descrivi. Qua. Descrivere, cioè, allora, tu conosci, sai dov'è la casa ex casa del forestale di Catania? Sì. Bene, allora da lì inizia. C'è il primo cartello. E poi sì, poi si passa per Masoli di Beccio, che dove, ecco, dove il chirurgo dettò il famoso decano. Adesso non vi sto a citare. Lo conosco, dopo vediamo se lo conosci. Vabbè, ma non qui, no, aspetta. Però lì lui tu sei arrivato che non in considerazione del posto, eccetera, delle cose molto precise anche relativamente al comportamento dei partigiani nei confronti lui dice a un certo punto che un partigiano senza l'appoggio della popolazione non è niente. E quindi bisogna trattare bene i corpi, non comportarsi i corpi. Scrive uno dei corpi, uno se vede beccato sul posto di guardia, durante la notte soprattutto, e non fa il suo corpo. Viene vigilato. Per esempio, dei artisti la vita del vigilante. Per io gli anni così. Ecco, io se avete delle domande di fare, ecco, volevo chiudere a proposito, ecco, non per fare classifica in una maniera più semplice. Io devo dare un quest'anno non che c'è scritto sul monumento in Garzino.
Ecco. Questo c'è scritto. In questo bosco si strinsero la mano i volontari della libertà di tre province: Belluno, Treviso, Udine. Oggi, gelose custodi di tre medaglie d'oro al valor partigiano, qui ebbero sede il comando della divisione Lannetti e del comando della zona polare, espresse da un popolo in lotta. Qui 3.000 italiani, esaurite le munizioni, infransero l'azzeramento nazista e qui ritornarono con cuore forte. Da questo bosco i 406 caduti della Nangheri indicano le vie luminose del progresso, della libertà, della pace e riconsecrano il Vittorio Veneto, il simbolo dell'indipendenza della pace. Bosco del Consiglio, settembre del 43, aprile del 45. Ecco, naturalmente non listerò tutti i 406 caduti della divisione Veneto, io non. Però, ecco, vi cito i primi due caduti della divisione Veneto in Cazzini, del gruppo brigata. Caddero lo stesso giorno, il 4 giugno del 44. E la cosa è collegata. Perché tu mi conosci un po' il Consiglio, ricordo, sai quello dove è casa la Pallottina? Bene, che è stata strutturata poi c'è da fare una storia. Lì c'era un gruppo di partigiani. E loro dovevano andare ad assaltare la caserma dei carabinieri di Cordoba per procurarsi l'arma. E partirono da caserma Pallottina. In realtà, che voi in piazza Cordigliano fate un ciclo per l'Europa, durante questa azione cade Bruno Saponelli, che era un triestino e fatto la resistenza, dopo cade in quella data, 5 giugno del 40, lo stesso giorno a Catena Pallottina, il carabinieri vennero sorpresi da un attacco fascista, riuscirono a organizzarsi, tranne Giulio Momenti, di vicino che era a dire c'è il cibo che lo ricorda, che era il Luciano di Vittorio Veneto. Questi sono i primi due caduti della resistenza nella zona da Pesca. Grazie, se vedete che non ci. Io credo che una cosa riferita al movimento di Mezzogiorno, siccome nel movimento lì c'è anche un'opinione uguale al mio, e volevo capire come erano stati presi i tre i ragazzi. Allora, storia. Mio padre, tanto per dire, a mio fratello, che il nome di lui. È il tuo parente? È il cugino di mio Cuidado. Allora, il rigidissimo inverno del 44-45. Bellissimo, poi sui montagne, fermo vedere alto. Cioè, era come praticamente le poche decine di partigiani che erano loro, cioè, dovevano stare attenti a voi mosse perché se no ovviamente si lasciano le braccia e le braccia. Alcuni di loro scesero e presero alloggiamento, che sono stato in queste due che sono sempre distrutte, caserne che stanno sopra, poco sopra le due. Praticamente distrutte, ma poi e lì praticamente due spie fasciste. Dopo qualcuno dice, io riferisco quello che so, qualcuno dice che uno è stato individuato di quel paese, comunque loro portavano come si chiama, si passa montagna,
e accompagnarono un gruppo delle SS, comandate da Dolman, e tutti in piazza, li imprigionarono nella cantina del bar di mezza roba che c'era in piazza a mezzanotte. Questo bastardo, ecco, si fece imbandire, ecco, ordinò agli abitanti di Mezzomonte di preparare da mangiare in piazza lì ai suoi uomini. Tu puoi immaginare questo per ringraziarsi, no? Portarono tutto quello che avevano praticamente. Questo non servì assolutamente a niente, poi intervenne il prete che si aveva capito che qui avrebbero fatto e si era offerto lui e lì lui fece fuori uno a uno con la maschera pista. Questo era un sadico, era medico e questo giustamente era il primo della vita. Lui si macchiò, però fece saltare la casa anche sul Longone, del comune di Cagliari. Cioè, lui naturalmente era il primo del list. Giustamente. Foghini, esatto, Foghini. Aveva il suo corpo a Roveredo in piedi. Foghini sarebbe... Perché bruciava, faceva bruciare. Le case con le persone dentro. Dopo la gente l'aveva nominato Foghini, era la gente dei nostri compiti si chiamava. Allora lui, che appunto ripeto, giustamente era il primo della lista, riuscì invece a fare. Tornò nel suo paese, in Germania, e esercitò la professione di medico nella sua cittadina d'origine, andò in pensione. Nell'immediato dopoguerra, su di lui era stato raccolto un fascicolo che era finito nel famoso, se vi ricordate, armadio della vergogna. Nell'immediato dopoguerra avevano raccolto tutte le cose per processare i criminali. Dopo abbiamo sempre lì, poi iniziò la guerra fredda, la Germania, sappiamo, entrò nell'orbita occidentale degli americani, degli scopi, lui di fatto la fece pratica. Quando fu rinvenuto l'armadio della vergogna, e c'era il fascicolo proprio dei crimini che aveva compiuto lui, come smoke, come Lugo, la proprietà militare di Parma aprì il processo. Lui era ancora vivo e chiamò tra l'altro a testimoniare l'unica superstite che era stata trasferita a Milano di quella famiglia che era stata fatta saltare sul Longone. Il processo si aprì e dopo si chiude perché lui dopo una o due udienze passò troppo tardi e l'altro. Questa è la storia di... Allora, no, quello che so io ho deciso di metterlo a disposizione, quindi se non so lo rispondo. Quello che so... Allora, nelle vicinanze delle case Zaghè, i partigiani allora avevano prima tagliato una cosa di collegamento dei telefoni dei tedeschi. Loro facevano azione di sabotaggio, le comunicazioni erano fondamentali. E lì c'erano poi due tedeschi che stavano riparando, rimettendo, e sono stati uccisi nel partito. E quindi per rappresaglia, dice, era un bambino di 3 anni, lo saltava, li hanno chiusi dentro
e hanno fatto saltare le ragazze, c'è il monumento. C'è ancora il pavimento solo di quella. Vediamo ancora domani che me la rispondo. Vabbè. Quello che sono Poi dico, se no, poi ci dico, lì dove c'è il teatro c'è una lapide con certo. So che questa storia lì. Vabbè, adesso non è che posso riguarda allora cioè parlare della resistenza di quelle zone. Io ne avrei per fare una citazione, ma ho fatto quando avevamo il ciclo Arts in quella zona. Abbiamo fatto 10 edizioni sui sentieri della resistenza. E allora si andava, dove erano successe varie vicende, varie cose, eccetera, eccetera, e lì si raccontava successi, quindi lì poi una roba, lì ci fu l'occupazione momentanea di Polcemico quando celebravano i funerali di qui. I partigiani occuparono per alcune ore Polcemico, per cosa? E credo che l'orazione la prese dall'Abbia la Chiesa, se non ricordo. Abbiamo fatto La Chiesa, in modo la Chiesa, chi è tu? Sentiero delle oggi, guarda la giornata che va, ma lei un po' male, io lo vedo differente. Sì, no, è stato paracadutato e poi c'è un sentiero che si chiama la via Ilma, che parte da lì. Sì, assolutamente. Ecco, un altro aneddoto interessante. Ah, e poi questo qua, È stato paracadutato lì che ha rischiato, per lui fumava la pipa, ha rischiato anche di essere beccato in una casa che collaborava con i partigiani. Era della cantina e lui fumava la pipa. E lì arrivarono, non mi ricordo, fascisti o tedeschi, e avevano percepito questo rischiato di essere anche preso. Lui poi, sì, sì, è stato qua. sì, non è No, io credo, è stato un po' di Belluno, non so. Dopo che andavo in Italia varie volte, no? cui loro Sì, non lo so, sinceramente tutto, io so che lui comunque. Sì. sta sulla Che ricorda lui? Sì. Ma l'hai citato prima? no, ma io sul libro il matto. Sì, sì, ma sicuramente è stato raccontato lì e poi a Puglia è venuto qua. Nei famosi lanci, no, no, si faceva raccontare. Però la carne qui, puoi immaginare i nostri contadini, il tabacco, quello il tabacco, e ecco, nei lanci c'era una cassettina riservata al maggiore film, dove? Oh. Ecco, vi dico un'altra roba. Tra chi ha combattuto nella resistenza di Consiglio, ci sono personaggi che non sono stati molto. Ne cito tre. Uno è Giuseppe Taffarelli, che tra l'altro fece un bello documentario sul bosco delle castagne dove furono impiccati a Belluno 11 partigiani. Lui tra l'altro era attore, lui fa una parte nel film di Lisania Club Banditi,
Un altro che combatté la resistenza al Consiglio, che era originario dell'Alparo, era Rodolfo Sorego, che fu sceneggiatore poi in tanti film, con soldi, e Sorego probabilmente, in altri episodi delle cose, era presente quando decisero di giustiziare il podestà di Camera, che era pure proprietario della latteria. Per un brevissimo periodo ha combattuto il Consiglio, per uno che si chiamava Emilio Vero, il Torres. La quale cosa che si chiedono, la quale... Sì, partito. Qui era della cosa, del lago di Revile, della Tomario. Per questa situazione neonata così L'unico problema è quello dell'assicurazione, sai che ci sono questi aspetti qua, perché io per esempio per quanto riguarda la scuola, naturalmente ho chiesto che sono, però lì si anche la scuola che assicura anzi cosa. L'unica cosa per lì sì, si può fare, però che nessuno mi denunci. Come? Che posso dire? Dimmi. Sì. Un live inglese che tagliò e dice se non mi ricordo Non voglio dire ce l'ho, no? Ma non sono. No, guarda, non voglio dire dove si controllerò. Riguarda il libro che c'è fermata, si svolse lui quando avevo 2 anni a Valsaria, nel primo scontro a cosa che diedero una cosa che tornato e io schierò uno di tra gli amici in modo che quindi erano questo che qui come Valsaria, che tutti i posti, piazzò i 2 posti e li prese proprio con il tiro incrociato di tutti i 3 amici. Invece nel libro che riconosceva tutti i sentieri, segnato i vecchi insiemi. Guarda, ma guarda che sicuro, i tedeschi non sapevano di 40 arrivato il Consiglio con l'altro finito, c'erano buttato l'albergo San Marco, che era il comando della gente. I partigiani avevano un unico vantaggio, erano pochissimi caduti, perché loro conoscevano e passarono praticamente loro a cercare, ma passarono attraverso delle cose dei miei perché conoscevano benissimo lui. Io che ho avuto figlio soldante, fu anche sindaco quando lui portò il suo gruppo giù per la Valle Sitale, che è quella che sbuca nel movimento tra Caneva e Porceno. E non conoscevano. L'unico vantaggio che vedo quando dal sindaco pensavano che i lanci famosi sarebbero avvenuti prima. Avevano preparato addirittura il Consiglio, in una zona che bianca si chiama il Conte, un piccolo corpo di atterrato.
E lì c'è tutta la vicenda per cui in realtà i lanci non si furono sostanzialmente ancora non si dà. E lì poi lo termino qui. Perché gli alleati si resero conto che conveniva anche a loro avere come soprattutto i tedeschi che rompevano le scatole, diciamo, il dialetto, che dovevano guardare anche le proprie spalle, non solo gli alleati che avanzavano. Due cose. Una, io ho un testo che ho avuto da un compagno che è morto proprio di Sarone, e credo che sia memoria di sua mamma sulla vicenda della famiglia Zaghetti. Ma devo cercarlo, in mezzo a una tonnellata di formicato. Uno. Due, se qualcuno è interessato ad avere la mostra che è stata esposta lì fino all'altro giorno, io mi ho ottenuto 10 copie in consegna, no? Della mostra degli internet.